ha marcato visita, perché purtroppo la Parma ha deciso di rinunciare all'incontro di Coppa. Che partita sei andato a vedere? Io lo so, magari i nostri telespettatori non lo sanno. Sono andato a vedere Marsala-San Vito, perché era una partita che ci interessava, diciamo, da vicino, pensando che domenica inizia il campionato, iniziamo col San Vito, e quindi siamo andati a vedere un pochettino la situazione. Che squadre hai visto? Entrambe, ovviamente. Ma ti dico onestamente, ho visto un buon Marsala con molti giovani, però dei giovani che rispecchiano in pieno il suo allenatore, con delle buone idee, con grinta, cattiveria, voglia, che non ha mollato. E poi ho visto un San Vito attrezzato, come sappiamo, che diciamo, andare a giocare in un campo come Marsala non è semplice, come una squadra allenata da Brucculeri che ti viene sempre a aggredire in quel campo, non è semplice, però ho visto una bella partita. Tanto si può dire che in casa Marsala c'è un calciatore che è particolarmente legato a uno dei presenti. Uno dei presenti che parlerà fra poco. Il figlio di Mister Aberrante. Onestamente devo dire che l'ho visto bene. E noi naturalmente gli auguriamo il meglio. Ne approfitto di tanto in tanto, saluto anche chi ci commenta, siete veramente tanti, a cominciare dal direttore di Peri del Marino, che saluto in particolare te. Grande e Alberto, un abbraccio. Ciccio Tantillo, che a breve siederà alla mia sinistra. Giovanni Chiazzese ne approfitta proprio della tua presenza e farti una domanda sul Piana. Ma lo stadio è idoneo per l'eccellenza? Sai se faranno dei lavori per migliorarlo? Allora, lo stadio al momento è idoneo. Dei lavori, diciamo che io sono arrivato da poco e da tanti anni che se ne parla e che c'è l'idea, però come sappiamo non è mai così semplice andare a intervenire sulle strutture qua in Sicilia, per questioni anche di comune, di burocrazia, non è mai semplice. Dico, i lavori si vorrebbero fare per portare, diciamo, il campo e riammodernarlo per il giusto, diciamo, per la giusta categoria, diciamo che è piana, deve arrivare a piana, perché negli anni ha avuto una crescita importantissima da quando c'è il presidente Evis, diciamo che il Piana ha avuto una crescita e sarebbe giusto riuscire a riqualificare anche il tutto, però non è mai semplice, diciamo, l'idea c'è. Ed è un'idea forte, però bisognerà vedere poi se col tempo si riuscirà a portarla avanti o meno. Di sicuro non è soltanto una questione che riguarda la società, è una questione che riguarda un po', è molto più ampia come questione. Come sempre del resto, le questioni che uniscono il pallone con le istituzioni sono sempre non è mai semplice. Tra l'altro tu quest'anno stai toccando con mano l'ambiente, la curva west di Piana, è riconosciuta ormai anche a livello internazionale delle curve più calde del calcio siciliano. Sì, no, diciamo che c'è stato un primo approccio, sono venuti al campo, ci hanno fatto sentire, diciamo, subito il loro calore. Noi siamo qui, abbiamo lavorato per cercare di farli divertire e fargli levare tante soddisfazioni. Ora poi da domenica vedremo se siamo in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Come dice un vecchio saggio, che tra l'altro saluto, Marco Mineo, comanda il pallone. Diciamo che in questo periodo si fanno tante chiacchiere, idee, parole, pensieri, però poi quando inizia il campionato si mette tutto da parte e parla il campo. Qualcuno all'inizio di una telecronaca, spoiler, ti riguarda da vicino, ha esordito dicendo: si posano i cocktail e si prendono le borracce, vero Salvo? La intro di Parma Balla San Giorgio Open è proprio racchiude un po', si chiudono gli ombrelloni, si passa al campo, e voi comunque, nonostante l'ombrellone, l'estate, una bella squadra è venuta su. Abbiamo lavorato per costruire una squadra per potercela giocare con tutti. È normale che noi sappiamo che siamo una neopromossa e quindi il nostro obiettivo è chiaro a tutti, che è la salvezza, ovviamente una salvezza tranquilla il prima possibile, per poi poter pensare partita dopo partita a fare sempre meglio.
La partita con la Parmonval non possiamo, diciamo, giudicarla, perché sappiamo che è inutile basarsi su quella partita, sappiamo che loro erano in difficoltà e tutto. È stato un buon test per noi iniziare a capire, diciamo, alcune cose all'interno della squadra, però penso che da domenica avremo le prime risposte. Noi siamo convinti delle risposte che avremo sul campo, però poi bisogna dimostrarlo, perché dico, tutti i ragazzi che abbiamo preso e scelto sono dei ragazzi su cui puntiamo, su cui puntavamo, e siamo sicuri della scelta che abbiamo fatto. Poi però c'è il campo, come dicevamo, e bisogna dimostrarlo noi e loro pure. Ecco, tu mi hai parlato di pensiamo alla salvezza tranquilla e poi vediamo, che del resto è un po' il mantra di chi non... Beh, diciamo che è il mantra dell'Atalanta, che esatto, ha costruito grandi cose facendo così, quindi diciamo poi diventa un po' di tutto. Magari anche di buon auspicio. Dicevo il mantra di quelle squadre che magari non partono per vincere, ma ora ti faccio la domanda un po' scomoda. Secondo te chi parte per vincere in questo girone A? Beh, io penso non sia una domanda scomoda, perché è sotto gli occhi di tutti. Dico, ci sono secondo me su tutte e tre società che hanno fatto un grande mercato con grandi nomi, prendendo tanti giocatori anche nello stesso ruolo, quindi avendo più soluzioni, che sono Gela, Athletic Palermo e Sciacca. Dico, poi lo Sciacca l'ha dimostrato anche in campo, perché hanno già affrontato il Gela e l'hanno battuto sia all'andata che al ritorno, quindi già ha dimostrato quali sono le ambizioni. Magari anche loro non so se lo dichiareranno apertamente o meno che vogliono vincere il campionato, però per i giocatori che hanno, per l'allenatore, per la struttura societaria, per i tifosi, dico, penso che sia una delle candidate insieme alle altre due. E poi dico, ci possono sempre essere delle sorprese, però in questo momento io vedo prima loro tre, perché il Gela ha costruito uno squadrone, l'Athletic ha fatto un grande mercato, penso che non ci siano dubbi su chi al momento pensa a vincere il campionato. Poi siamo ripetitivi, come diciamo prima, si passa al calcio giocato, si passa al campo, finisce il calcio d'agosto e inizia tutto un altro calcio. Il calcio dei 3 punti. Assolutamente sono d'accordissimo, Marco. Ultimissima cosa, proprio sull'eccellenza. Tu l'anno scorso l'hai fatta a Geraci, sei entrato in corsa, squadra praticamente già fatta, ma che poi tu sei andato un po' a puntellare, a sistemare insieme a mister Gaetano Mirto. Quest'anno parti praticamente con il foglio bianco che tu sei andato a riempire, anche perché dall'anno scorso era rimasto poco. Esatto, così, domandina a bruciapelo, da 0 a 100 quanto sei soddisfatto di quello che hai fatto quest'estate? Prima ancora di vedere la squadra in campo. Ma allora dico, di quello che abbiamo fatto sul mercato e come squadra sono molto soddisfatto. Dico, abbiamo raggiunto quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, i ragazzi che volevamo, che conoscevamo, c'è qualche ragazzo che era a Geraci come l'anno scorso, altri ragazzi che avrei voluto portare a Geraci quando sono arrivato a dicembre, magari per vari motivi non sono riuscito a portare, quindi dico che anche vedendo i nomi dei ragazzi che abbiamo preso siamo molto contenti del mercato che abbiamo fatto, e quindi penso che per la squadra che abbiamo fatto siamo in linea con le aspettative. Poi c'è il campo, però devo dire che per il mercato che abbiamo fatto abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. E adesso vedremo naturalmente se il campo darà ragione, del resto ad agosto tutti hanno vinto il campionato. Ad agosto poi quando fai le amiche magari vanno più o meno bene, allora ti fai delle idee, però poi non è mai così semplice, perché quando vai a affrontare ogni partita ha una sua storia, ogni squadra viene a fare una battaglia e viene a combattere, quindi non è mai semplice. Io poi ho visto anche Athletic Casteldaccia, Marsala, San Vito, quindi già ho visto sono tutte squadre attrezzate, quindi come noi siamo contenti del nostro mercato e convinti dei ragazzi che abbiamo scelto uno per uno, siamo convintissimi, sia io che il presidente, che il mister, tutto lo staff, convinti di tutto quello che abbiamo fatto. Dico che penso che anche gli altri hanno costruito delle rose all'altezza, infatti quest'anno secondo me sarà un campionato molto difficile, sia per la parte diciamo, alta della classifica che anche per la parte bassa, perché non vedo come l'anno scorso società che partono sconfitte.